Il commissario Figliuolo ha assegnato nuovi target alle regioni per la campagna vaccinale. In Friuli Venezia Giulia 127 dosi tra il 13 e il 26 dicembre. Contiamo di farcela, dice Riccardi, anche se i prioritari non si prenotano. 3 vertici in prefettura Udine in 24 ore per fare il punto sui controlli Green Pass. 1000 al giorno per trovare una linea comune tra i sindaci per festeggiamenti di Capodanno e Epifania. A 6 milioni prevede 24 aule in un edificio green di 4 piani con un ristorante didattico che sarà aperto al pubblico, il tutto pronto in 2 anni. Esordio da primo allenatore per Cioffi che dovrà vedersela con il Milan, tanti dubbi di formazione soprattutto dietro per il neo tecnico ma davanti le certezze sono Beto Delofeu. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il commissario Figliuolo ha assegnato nuovi target alle regioni per la campagna vaccinale, 6,3 milioni di dosi dal 13 al 26 dicembre. Per il Friuli Venezia Giulia l'obiettivo è di quasi 127.000 inoculazioni. Contiamo di farcela, commenta il vicepresidente Riccardo Riccardi. A frenare le somministrazioni sono le categorie prioritarie alle quali sono state riservate le dosi, ma che non si prenotano. Poco meno di 127.000 dosi di vaccino da somministrare dal 13 al 26 dicembre. Si traducono in questo impegno per il Friuli Venezia Giulia i nuovi target assegnati dal generale Francesco Figliuolo alle regioni. Il commissario all'emergenza Covid ha fissato il numero minimo di inoculazioni giornaliere da raggiungere nel periodo, complessivamente 6,3 milioni di dosi in tutto il paese, da un minimo di 300.000 ad un massimo di 500.000 al giorno. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il target è di 10.075 dosi al giorno dal 13 al 17 dicembre e dal 20 al 24. Di 7.050 nel weekend del 18 e del 19 dicembre e di 6.045 quotidiane nei giorni di Natale e Santo Stefano. Un obiettivo raggiungibile? Contiamo di farcela, risponde il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, anche se vediamo che i prioritari ai quali stiamo tenendo il posto non stanno prenotando la vaccinazione. Il riferimento è a quelle categorie per le quali il 15 dicembre scatterà l'obbligo di immunizzazione. Non stanno prendendo appuntamento, facendo così slittare a gennaio le prenotazioni di quanti sarebbero disposti a vaccinarsi anche subito. Questo perché, spiega Riccardi, abbiamo dosi contingentate. La struttura del commissario Figliuolo ha anche programmato la distribuzione, a partire dal 15 dicembre, del primo 1,5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid ad uso pediatrico destinate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni partiranno dal 16 dicembre. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, ha confermato che il Friuli Venezia Giulia si sta organizzando in tal senso sotto la regia del Burlo Garofalo. Come annunciato dal vicepresidente Riccardi, l'intenzione è quella di attivare 3 punti di vaccinazione, uno per ogni azienda sanitaria. Nuova scorta di vaccini Moderna per il Friuli Venezia Giulia. Il siero anti-Covid è arrivato a Udine questa mattina presto con il Corriere SDA Post, scortato dai carabinieri. Nuova consegna di vaccini anti-Covid del tipo Moderna questa mattina presto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il siero è stato trasportato, come sempre, attraverso l'autostrada proveniente dall'aeroporto di Venezia e dal centro di smistamento principale dell'Italia centrale. Le preziose fiale, conservate in una cella frigo per mantenere basse le temperature, sono state trasportate dal Corriere Espresso SDA Poste, scortato dai carabinieri delle API, aliquota pronto intervento. Parte del vaccino anti-Covid arrivato oggi in Friuli Venezia Giulia sarà impiegato per le inoculazioni negli hub che fanno capo all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e in parte sono stati destinati all'ospedale di Catinara con un successivo viaggio, sempre sotto scorta.
Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla anche la prossima settimana, lo ha confermato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale condanna le manifestazioni in luoghi simbolo come il Sacrario di Re di Puglia e la Risiera di San Sabba. Stiamo vedendo una stabilizzazione dei contagi, una stabilizzazione delle ospedalizzazioni. Mi auguro possa continuare così, dobbiamo continuare a mantenere la massima attenzione. Però le misure stanno funzionando e quindi questo mi fa ben sperare, soprattutto per le vacanze di Natale, affinché possa esserci, non dico un Natale normale come quello che conoscevamo, ma comunque decisamente diverso e migliore rispetto a quello del 2020, che ricordo eravamo in zona rossa. Le previsioni del professor Barbone sui contagi al momento sono rispettate. Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla con il picco dei contagi che si sta assestando in questi giorni. Il merito ha ribadito il presidente dei vaccini, che hanno cambiato il quadro rispetto allo scorso anno, con tutte le attività aperte e meno della metà delle ospedalizzazioni, nonostante la mobilità sia al 100%. Sul fronte scuola, nonostante i contagi, l'approccio è diametralmente opposto, senza la DAD. Domani però sono attese ancora delle manifestazioni, ma i numeri sono sempre più bassi. Sempre più persone abbiano capito che non c'è qualcuno che si diverte a strizzare l'occhio alle big pharma e fare un vaccino nocivo che non funziona e che fa male alle persone. Poi ci sono persone che semplicemente ascoltano le autorità preposte sanitarie, che danno delle indicazioni chiare, e fortunatamente abbiamo dei dati di supporto a queste indicazioni che ci fanno appunto vedere che il vaccino funziona e va bene. Quindi spero che sempre meno persone vadano dietro a notizie false, vadano indietro a menzogne che vengono diramate sui social. Resta poi il nodo delle manifestazioni in alcuni luoghi simboli. Domani toccherà la Risiera di San Sabba. Ormai sto vedendo anche dei video su di me dove dicono che mi vorrebbero mettere in risiera, che sono come i nazisti, però capite che questi siamo al totale delirio a cui è difficile dare delle risposte, perché là si è in un alveo che non ha nulla del dibattito razionale. È questa la settimana decisiva per capire se il virus si sposterà dal Friuli Venezia Giulia verso altri territori. La curva dei contagi ha raggiunto il plateau per quanto elevato. Le previsioni indicavano proprio nella prima metà di dicembre il raggiungimento del picco delle infezioni in Friuli Venezia Giulia, e oggi si contano complessivamente 483 nuovi contagi, circa 200 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono emersi da 7.150 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 5,3% e da 22.652 test rapidi con lo 0,46% di positività. Risultano stabili le ospedalizzazioni, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 26, quelli accolti in altri reparti 296. Il tasso di occupazione dei posti letto Covid è del 14,3% in terapia intensiva, del 23,3% nelle aree mediche. Oggi si contano 6 vittime. 3 vertici in prefettura a Udine nelle ultime 24 ore per fare il punto sui controlli Green Pass, circa 1000 ogni giorno, e per trovare una linea comune tra i sindaci per festeggiamenti di Capodanno e quelli dell'Epifania. A rischio i falò del 5 e 6 gennaio per il pericolo di diffusione del contagio. A rischio l'accensione dei falò epifanici del 5 e del 6 gennaio. Se ne è discusso questa mattina durante una videoconferenza a cui hanno partecipato i sindaci dei comuni più popolosi della provincia di Udine, collegati con il prefetto Massimo Marchesiello. Si cerca una linea comune per evitare assembramenti e quindi per contenere il più possibile la diffusione del virus. Altro problema su cui ci siamo soffermati, ma questo in prospettiva, è l'organizzazione di eventi, soprattutto per Capodanno e per l'Epifania. Abbiamo chiesto ai sindaci di fare una valutazione complessiva, perché sono comunque autorità sanitarie di pubblica, che comunque tutelano la pubblica salute. È una soluzione che deve essere condivisa da tutti gli amministratori locali per evitare fughe in avanti. Abbiamo chiesto, ma sicuramente una rivalutazione la prossima settimana per organizzare al meglio gli eventi o non organizzarli, l'abbiamo chiesta, ma deve essere una linea comune. Vediamo quante sono le persone dall'inizio dell'attivazione del Green Pass rafforzato che vengono controllate ogni giorno. No, il dato è importante, e abbiamo un dato giornaliero di 1000 persone all'incirca controllate, pochissime le sanzioni. Questo è una buona risposta da parte del territorio,
per mancanza di mascherine e poche veramente anche per la mancanza di Green Pass all'interno dei locali. Quindi diciamo il risultato, anche se stiamo parlando di una settimana, è sicuramente positivo. Quindi di questo ringrazio tutti, perché è un impegno che stiamo condividendo tutti per un unico risultato che è agli occhi di tutti. E sui Pignarul a rischio interviene Giordano Marsilio, che a Colle di Tarcento ogni 6 gennaio veste i panni del vecchio venerando. Ritiene corretto l'annullamento degli eventi che creano assembramento e fa un'inaspettata previsione sull'andamento della pandemia. Pare saranno annullate anche la corsa dei carri infuocati, la sfilata storica e la salita al Castellaccio con le fiaccole. Certe manifestazioni si mantengono perché sono, diciamo, tradizione, e la tradizione oscoin salva la tradizione, no? Quindi il fuoco si accenderà, io sono convinto di questo, e la gente probabilmente non potrà fare la salita a Coia, non verranno fatti i carri infuocati. Le persone, quando c'è qualcosa di interessante, boom, sono tutti lì, no? Invece bisognerebbe essere sempre parsimoniosi nelle cose, no? Quindi vanno prese con la dovuta cautela. Ecco. Questo è, diciamo, l'invito che si fa a tutti, no? Non si può star vicino, bisogna tenere le mascherine, insomma. Anche perché la gente purtroppo quando è incamminata non pensa più a niente, si dimentica di queste cose, no? E questo fa male, può far male a tutti. E poi attenzione, perché non è detto, noi avremo probabilmente un gennaio non molto simpatico. Anche Udine ha aderito allo sciopero nazionale del mondo della scuola nella nostra regione, avvertono i sindacati congiunti, mancano 3.500 insegnanti di ruolo e gli adeguamenti di contratto sono fermi al triennio 2015-2018, una situazione destinata ad aggravarsi con l'introduzione dell'obbligo vaccinale. Adeguamenti contrattuali fermi da anni, carenze nel personale sempre più ampie e mancanza di formazione. Sono questi i punti su cui si basa lo sciopero nazionale del mondo della scuola, che anche in Friuli Venezia Giulia ha ricevuto il sostegno delle sigle sindacali, con l'eccezione della CISL. E alle carenze strutturali rischiano di aggiungersi quelle dovute all'obbligatorietà del vaccino. Abbiamo parecchi problemi nella nostra regione. Non è l'unica, ma in particolare nella nostra regione mancano i docenti, nel senso che non sono stabili. Tra l'altro, oltre a non essere stabili, se qualcuno si ammala non abbiamo neanche le graduatorie per poterlo sostituire. Parlo per esempio di docenti della scuola primaria, parlo per esempio di docenti di matematica, parlo di docenti di tecnologia. E anche in questo momento i dirigenti scolastici, non voglio dire che cerchino per strada le persone, ma poco ci manca, siamo a questo punto. Il personale non c'è, abbiamo le graduatorie esaurite, abbiamo comunque personale che non è necessariamente adatto ad insegnare e che viene reclutato semplicemente perché ha un titolo di studio idoneo, ma non è sufficiente. C'è un disimpegno da parte del governo rispetto al patto di maggio sulla scuola sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione e che non vede mettere le risorse adeguate sia per incrementi stipendiali, sia per la valorizzazione, sia per quanto riguarda la formazione del personale. Per dare un dato, su 33 miliardi previsti in questa finanziaria, solo lo 0,6% è previsto per il mondo della scuola e il suo personale, escluso esclusivamente per i docenti. Arriva da Udine la risposta del Ministro dell'Istruzione allo sciopero indetto questa mattina nel comparto scolastico da FIRC, CGIL, Will Scuola, SNALS, Confas e Gilda UNAMS. In un anno faremo 100.000 assunzioni, quindi stiamo già lavorando per rimettere in moto la macchina della scuola dopo i tagli subiti a partire dal 2009. Questa è la promessa che il Ministro Patrizio Bianchi ha fatto intervenendo ad un seminario online organizzato dal Dipartimento di Studi Economici dell'Università di Udine. Numeri che potrebbero in parte rassicurare sindacati. Dal 13 febbraio 2020, cioè da quando il governo è entrato in carica, ha spiegato Bianchi, abbiamo da una parte riattivato il meccanismo dei concorsi, evitando qualsiasi sanatoria e facendoli per 60.000 persone in ruolo in modo da immettere nuove forze, e abbiamo fatto un bando per 40.000 persone che assumeremo entro la prossima primavera.
In Friuli Venezia Giulia il 10% del personale del mondo della scuola, tra insegnanti e ATA, non è vaccinato e a partire dal 15 dicembre rischia la sospensione. Numeri che fanno temere per la regolare continuità dell'insegnamento nelle scuole regionali. Sono circa 2000 i lavoratori del mondo della scuola, tra insegnanti e personale ATA, che non hanno ancora effettuato il vaccino. Una percentuale che si aggira sul 10% del totale regionale e che rischia di mettere in crisi il sistema a partire dal 15 dicembre, giorno di entrata in vigore dell'obbligatorietà del vaccino. In pratica cosa succede? Il dirigente ha nel proprio schermo di computer, datato dall'azienda sanitaria, vede le persone che sono vaccinate, per cui hanno il Super Green Pass, perché anche il doppio vaccino si ha il Super Green Pass, e le persone che entrano col Green Pass normale, cioè quelli col tampone. Da quella data il dirigente deve comunicare a quelle persone che hanno l'ingresso col tampone: guarda, caro professore o caro personale ATA, tu mi devi dire cosa vuoi fare, o ti fai il vaccino oppure non puoi entrare. La cosa che personalmente, ma anche come organizzazione, dà fastidio è questa, che la scuola è stata presa come esempio. Col 95% di persone vaccinate a livello nazionale, a parte che noi siamo convinti che il vaccino è importante, però perché prendere la scuola solo come esempio e non anche il nostro vicino, cioè l'università? Perché escluderla? Perché dire che la scuola, vedete cosa succede al personale della scuola se non si vaccina? Viene messo da parte. Perché dobbiamo essere l'esempio da seguire col 95%? Questo che erode e che non riusciamo a capire. Via libera al quinto lotto di lavori nel plesso scolastico dello Stringer di Udine. È prevista anche la realizzazione di un ristorante didattico che sarà aperto al pubblico. Il progetto da 6 milioni di euro prevede 24 aule in un edificio green di 4 piani che sarà pronto entro il 2024. Sarà pronto fra 2 anni, realizzato all'interno del nuovo edificio di 4 piani che sorgerà a fianco alla sede centrale del plesso scolastico dello Stringer di Udine. Si tratta di un ristorante didattico anche aperto al pubblico. Ci permetterà di far lavorare tutti i nostri studenti, compreso l'indirizzo commerciale, perché sarà una simulazione di impresa e quindi dovranno occuparsi della contabilità. Il progetto di un edificio innovativo, flessibile, green, che sarà collocato qua dietro, che ospiterà 24 aule in 4 piani, 4 laboratori e poi un ristorante didattico che sarà aperto all'utenza all'esterno, e poi ci sarà anche la possibilità di un mini orto botanico per le spezie da cucina e per l'attività all'aperto. Un progetto che ha un costo di 6 milioni più 2 milioni di euro, perché poi il progetto prevede ulteriori lotti, quindi la palestra, l'auditorium e una zona verde dietro alla palestra che ospiterà dei campi da tennis, da basket, e sarà un po' un polmone verde. Andiamo a Gorizia, dove è stato presentato il primo polo scolastico in regione nell'ex ospedale civile di via Vittorio Veneto, esattamente sul confine con la Slovenia e di fronte al parco Basaglia, una struttura moderna che ospiterà gli attuali istituti superiori Zlata per Galilei. Gorizia così sarà dotata di scuole all'avanguardia capaci di ospitare la didattica del futuro. È una grande, straordinaria opportunità per tutto il territorio provinciale, naturalmente soprattutto per la nostra città. Noi riusciremo perciò a sostituire un edificio vetusto, da 20 anni ormai non si sapeva cosa farne, nell'ex ospedale civile di via Vittorio Veneto, e riusciremo a realizzare e insediare in quel posto il primo campus in tutta la regione, dove 2 edifici scolastici con oltre 600 allievi ciascuno, mi riferisco allo Zlata di via Diaz e a Galilei, riusciremo perciò a trasferirli dotandoli di tutte le strutture. Gorizia è il nuovo modo di concepire l'edilizia scolastica, facendoci immaginare non semplicemente l'utilizzo di vecchi spazi con gli adeguamenti necessari, ma facendoci immaginare nuovi spazi perfetti per la nuova didattica, per i nuovi momenti di integrazione importante tra il mondo della scuola e il mondo delle attività produttive. L'idea di rimettere a nuovo, con una nuova dimensione, con le nuove esigenze che ci sono dal punto di vista anche didattico, è l'idea vincente sia dal punto di vista gestionale ma anche appunto scolastico.
Torna a volare l'export del Friuli Venezia Giulia con vendite all'estero complessive pari a 13,2 miliardi di euro. Negli ultimi 9 mesi le esportazioni di tutti i principali settori sono cresciute del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnando il terzo risultato più alto in Italia. La regione è riuscita a riprendersi superando sia Lombardia che le regioni del Triveneto. A fare meglio solamente la Sardegna, che raggiunge uno straordinario più 53,6% e la Calabria con un più 32,5%. A sancirlo sono i dati Istat rielaborati da IRES Friuli Venezia Giulia, che sottolinea come la dinamica positiva sia in realtà anche il frutto di una diretta conseguenza dei bassi livelli registrati nel 2020. Nei primi 9 mesi del 2021 si riscontra infine un notevole aumento del valore delle importazioni regionali, che non ha però intaccato l'avanzo commerciale. Tra i comparti regionali che esportano di più, quello legato alla produzione del metallo e la cantieristica navale. Il Tribunale di Gorizia ha emesso la prima ordinanza cautelare in Italia in tema di greenwashing, la pratica illegale di pubblicizzare un prodotto sottolineandone generalmente il valore per l'ambiente, quando in realtà con l'ecologia non ha nulla a che fare. A farne le spese l'Amico, una società friulana che commerciava in una fibra tessile pubblicizzata come 100% riciclabile o amica dell'ambiente, diciture secondo il Tribunale non verificabili e ingannevoli sul contenuto di materiale riciclato. Oltre all'ammenda, il Tribunale ha ordinato la pubblicazione della decisione sul sito di Mico e l'invio dell'ordinanza ai clienti. Una giovane ereditiera del Pordenonese che per quasi 2 anni e mezzo ha percepito il reddito di cittadinanza senza averne titolo è stata pizzicata dalla Guardia di Finanza. È stata segnalata dalla Procura e all'INPS e all'istituto dovrà restituire oltre 15.000 euro. Per quasi 2 anni e mezzo si è intascata il reddito di cittadinanza documentando uno stato di necessità. Peccato però che non abbia dichiarato di aver ricevuto una corposa eredità, una barca a vela del valore di 40.000 euro e 150.000 euro su un conto austriaco. Il caso non è sfuggito ai finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone, abituati a sviste ed omissioni da parte dei cittadini che presentano istanza per questo genere di sussidi. Nel mirino delle fiamme gialle è finita una donna di 41 anni residente nel Friuli occidentale che per ben 28 mensilità, dal maggio 2019 all'ottobre 2021, ha percepito il reddito di cittadinanza, 15.400 euro in tutto. I finanzieri hanno appurato che la donna aveva presentato una prima istanza di ammissione al reddito di cittadinanza nell'aprile 2019, poi ripetuta nel dicembre 2020, nonostante nemmeno 3 mesi prima avesse ricevuto ed accettato in eredità un'imbarcazione da 11 metri ed un conto corrente con 150.000 euro di liquidità. Proprio l'omissione dell'informazione sul possesso del natante dell'ingente capitale ha inficiato l'intero processo di erogazione del sussidio. La 41enne è stata segnalata sia alla Procura della Repubblica di Pordenone per la violazione della norma penale che sanziona chi richiede e riceve il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti, che alla locale direzione dell'INPS per l'interruzione della relativa erogazione e il recupero di quanto ottenuto indebitamente. Miracolato il conducente di un furgone rimasto incastrato lungo la A4, bloccato tra una bisarca che lo precedeva e il guardrail. L'incidente è avvenuto alle 13 di oggi in direzione Trieste. L'autotrasportatore è stato immediatamente soccorso. Si tratta di un cittadino sloveno ricoverato per alcune fratture ma non in pericolo di vita. Contenuti disagi lungo l'arteria autostradale, sul posto la Polizia Stradale per i Rilievi, i Vigili del Fuoco, il 118 e il personale di Autovie Veneta e mezzi di soccorso meccanico. Va a trovare un amico e lo trova morto in casa. L'uomo, un 44 anni di Tolmezzo, dipendente della Fantoni di Osopo, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione del capoluogo carnico. Era deceduto da ieri a causa di un malore improvviso che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri di Tolmezzo. Un uomo di 37 anni è caduto questa mattina mentre stava sciando a Piancavallo nel comune di Aviano sulla pista Tublat. Ha riportato un trauma facciale ed è stato soccorso dall'equipe medica del soccorso e del personale di Promotour in servizio sulle piste. La Giunta regionale ha approvato alcuni emendamenti legati alla legge di stabilità, concentrando risorse per milioni di euro a scuola, ricerca e formazione.
Un pacchetto di emendamenti di oltre 100 milioni di euro nel triennio con 2 focus particolari e importanti, la ricerca e gli investimenti sul territorio. Per quanto attiene la ricerca abbiamo destinato 45 milioni di euro per l'innovazione con una sinergia pubblico-privato che ci consenta di uscire dall'emergenza pandemica e di raccogliere le sfide del PNRR. Per quanto attiene invece gli investimenti abbiamo deliberato una partnership importante sulla cyber security con l'Università di Udine per un valore di 2 milioni di euro al fine di raccogliere le sfide legate all'innovazione. E poi le scuole con l'edilizia universitaria che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro e l'edilizia scolastica a favore dei comuni con ulteriori 7 milioni di euro. Gli enti comunali ottengono un'ulteriore destinazione di risorse per la concertazione con 25 milioni di euro sul triennio. Ci sono delle importanti risorse anche per le riqualificazioni dei nostri centri urbani con una dotazione di 5 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie. A queste iniziative principali si sommano altre iniziative normative. Principale da segnalare è l'istituzione regionale di un organismo pagatore da parte della Direzione Agricoltura del collega Zanieri in sostituzione di Agea. Sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale. Il marchio Io Sono FVG arriva in una grande catena di supermercati e sarà abbinato alle eccellenze del territorio. Io Sono FVG, il marchio creato dalla regione per promuovere le eccellenze non solo agroalimentari del territorio, arriva nella grande distribuzione. Il mondo Despar entra a far parte delle oltre 180 aziende che hanno aderito all'iniziativa, che vede il logo comparire su oltre 360 prodotti e in 106 attività di servizi e ristorazione. Un marchio che nasce con un concetto che è quello della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale, e quindi questo è l'impegno che tutti gli aderenti si prendono nei confronti di quello che poi è il vero obiettivo di questa azione, ovvero il consumatore. Perché al consumatore noi non dobbiamo solo dare la garanzia di quella che è la qualità dei prodotti, perché su questo già molto esiste, ma dobbiamo anche rendere evidente che all'interno di un progetto come quello Io Sono Friuli Venezia Giulia c'è un concetto che l'intera filiera riesce ad essere sostenibile dal punto di vista anche economico e sociale. Questo si traduce nella possibilità per le nostre imprese di rimanere su un mercato con una visibilità sicuramente accentuata dal marchio, ma anche con una correlazione stretta tra tutti gli attori che porta a un sicuro vantaggio a tutti i componenti della stessa filiera. Soddisfazione è stata espressa dal governatore Massimiliano Fedriga per questa nuova collaborazione, mentre Claudio Filippuzzi, presidente di AgriFood, ha sottolineato come l'obiettivo sia valorizzare anche la catena che distribuisce la produzione. Infine Fabrizio Cicero, direttore regionale Despar, ha posto l'accento sulla necessità di valorizzare le filiere locali e i territori. Tra poco in Sport FVG in primo piano l'Udinese con l'esordio da primo allenatore per Cioffi, che dovrà vedersela con il Milan, e tanti dubbi di formazione soprattutto in difesa, ma davanti le certezze sono Beto e Delufeu. E poi si parlerà anche del Pordenone Calcio con nuovi casi di positività al Covid. Quindi a tra poco tutte le news con Sport FVG. Grazie per l'attenzione, buona serata su Telefriuli.